Fuoco bomba faccina che urla di terrore esplosione ora. Mamma mia! Nessuno se l'aspettava. Grande mossa per il Napoli. Calcio Napoli News, YouTube. Esplosione ora. Oggi abbiamo una notizia che farà emozionare tutta la tifoseria del Napoli. Mamma mia, una notizia davvero inaspettata, che coglie tutti di sorpresa con questa possibilità appena emersa. Ma prima di tutto, premiamo il tasto mi piace su questo video e iscriviamoci al nostro canale di notizie per non perdere nessun aggiornamento sul nostro amato club. Veniamo subito al punto. Dopo la debacle di ieri sera allo stadio Maradona, con la sconfitta per 1-0 contro l'Empoli, e la pessima prestazione del giovane centravanti Nathan, non solo i tifosi ma anche la dirigenza del Napoli ne hanno preso atto. Sono consapevoli dell'urgenza di acquistare rinforzi più esperti per le prossime stagioni. In un dettagliato e approfondito editoriale di TMV, l'autorevole giornalista sportivo Niccolò Ceccarini ha ampiamente discusso le strategie di trasferimento del nostro amato club, anticipando le mosse che potrebbero avvenire già nel prossimo mese. Ceccarini ha sottolineato l'urgente necessità di rafforzare la difesa dopo la partenza di Kim e l'arrivo di Nathan, la scorsa estate. Si sente la mancanza di un elemento chiave in questo settore. Tra i nomi citati per colmare questa lacuna ci sono Buongiorno, Scalvini, Teanco e Todibo. Tuttavia, la concorrenza del Milan per uno di questi centravanti potrebbe rendere la trattativa più impegnativa del previsto. Inoltre, il giornalista ha sottolineato l'importanza di trovare un giocatore con caratteristiche simili a Zielinski per il centrocampo. Sudakov dello Shakhtar Donetsk resta un obiettivo molto ambito dalla dirigenza del Napoli. Il club ha offerto 40 milioni di euro per lui a gennaio, ma ora è disposto ad aumentare l'offerta a 50 milioni di euro se necessario. È chiaro che il Napoli sta lavorando duramente dietro le quinte per rafforzare la squadra e puntare a grandi cose nella prossima stagione. Cari tifosi, cosa ne pensate di questi possibili rinforzi? Chi vorreste vedere con la gloriosa maglia azzurra del Napoli nella prossima stagione? Condividete i vostri pensieri nei commenti qui sotto. Non dimenticate di mettere mi piace al video e di iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati su tutte le novità del Napoli. Alla prossima, sempre Forza Napoli!